Allora siamo qua col numero 17 di Valdagno, Francesco Crocco. Intanto complimenti, una vittoria sofferta, combattuta fino all'ultimo, forse non vi aspettavate un Breganze così incisivo, così combattivo. Il primo tempo sostanziale parità, poi magari è uscita un po' di qualità migliore vostra e siete riusciti a portarla a casa. No, sai, sapevamo che venire qua a Breganze era una pista dura perché l'anno scorso siamo venuti qua e abbiamo perso, e anche se quest'anno sono ultimi in classifica hanno fatto tante partite buone, alcune dove non meritavano di perdere. Primo tempo siamo partiti molto bene, i primi 5 minuti secondo me, abbiamo difeso molto bene, infatti abbiamo concesso veramente poco. E dopo forse la voglia di prendere margine sul risultato, abbiamo iniziato ad andare a cacciare e abbiamo concesso un po' anche noi, quindi il primo tempo alla fine si è concluso più o meno in parità. E il secondo tempo anche è stato molto tosto perché siamo partiti in inferiorità numerica, ma insomma alla fine siamo riusciti a spuntarla. Esatto, forse anche l'espulsione del portiere del Breganze ha inciso anche in quegli ultimi scampoli di gioco. Il Breganze è rimasto in partita anche in 4, diciamo tu eri vicino e hai avuto modo di vedere il fallo, perché da casa magari è giunto male, eri in campo, non ricordo se... No, sì, il fallo secondo me era abbastanza netto, ma sono episodi, succede, magari non è neanche fatto apposta e così è andata, e insomma peccato, mi dispiace per loro. Valdagno ha meritato la vittoria, avanti così, in bocca al lupo per il resto. Grazie mille. Grazie mille. Buonasera.